Ecco un tifoso d'eccezione, il sindaco Antonio Bertoncello, sindaco uscente. Guardi che stavo pensando che portasse sfortuna perché è arrivato lei, abbiamo preso il pareggio e poi abbiamo anche subito l'altro gol. Per fortuna poi si è rivoltata. Non è stata così, però mi dicevano che già all'ultimo pezzo di partita c'era un calo, insomma, di tensione, però poi come sempre quando si lavora bene poi si riesce anche a raggiungere un risultato, seppur il pareggio. Poi il Portogallo ormai mi pare che ha 5 risultati utili, 3 vittorie e 2 pareggi. Mi pare che questo sia un bel segnale, insomma, anche per il prossimo futuro, visto che siamo al termine del campionato. Sì, abbiamo finito con più punti e anche con miglior posizione. Ho visto che c'era anche l'assessore allo sport Irina Drigo prima sulle gradinate. Penso che anche tutto l'intero settore sportivo di Portogruaro, non solo il calcio, abbia dato delle soddisfazioni quest'anno. Credo proprio di sì, nel senso che da come si era partiti a come si è chiuso il campionato, credo che veramente sia una grande soddisfazione. Ma quello che importa è che c'è molte persone che dedicano del tempo, che fanno volontariato, che si avvicinano, che creano entusiasmo, e questo è quello che conta sostanzialmente. Chiudiamo con una battuta. Lei era un tifoso fisso ogni domenica sugli spalti. Adesso che non farà più sindaco ma consigliere regionale, se tutto va bene e andrà bene, avrà tempo per vedere qualche partita? Non c'è dubbio. Allora, a me piace il calcio da sempre, dopo dipende anche dagli impegni che si hanno. Io credo che, siccome, se sarò meno impegnato come sarà così, perché fare il sindaco è un impegno molto, molto forte, insomma, se si vuole essere vicino alla gente. Comunque sarò presente e aiuterò anche ovviamente tutte quelle persone che dedicano del tempo e fanno volontariato. Grazie.